La lingua corsa per me era un sogno. Quando è che voi avete imparato a parlare corso? Ho avuto la fortuna di scontrare gente, in particolare un amico caro che mi ha aiutato, che mi ha incoraggiato in un senso di parlare di franco basso e così diciamo, piano piano ne sono giunto a capiarmi a franco basso e a parlare di più in più. Dopo ho avuto la fortuna di scontrare qualche sia che dopo è diventata mia moglie, che mi ha portato assai di tutta la sua conoscenza non la lingua, nella sua famiglia ho imparato assai cose e poi diciamo che come posso dire, il declic si è fatto quando abbiamo avuto la nostra figliola, tanto non poteva mica essere quello in casa che le parlava in francese, dunque sono stato obbligato, ma obbligato mica, era mica un sforzo, si è fatto in una maniera tutta fatta naturale. Quando la dublate a lingua corsa? Posso dire tutti i giorni, anche in casa con Jacqueline, abbiamo piano delle volte parliamo un corso e si è fatto in una maniera veramente naturale, non c'è mica stato un sforzo di parlare, quello è un affare importante per me, dirà veramente di va entrare a lingua di maniera naturale, dirà un piacere di sparte in famiglia in giro a lingua. Chi rappresenta per voi a lingua corsa? La lingua corsa per me era un sogno che, come ho detto prima, in casa ho sentito parlare, ma a me non mi parlavano mica in corso. E dunque avevo questa volontà di parlare, ma non sapevo come va. Per me era un sogno troppo difficile a toccare, a avvicinare, e sono giunto veramente a interessare, no, ma sono giunto a parlare con il canto. Perché abbiamo imparato a cantare in corso e abbiamo imparato a parlare cantando. C'è stata una relazione forte tra il canto e la lingua. Questa passione del canto mi è venuta per via della lingua e anche ora è un peccato, ma non posso cantare che corso. Mi dispiace, ma non posso fare altro che cantare in corso, non posso mica cantare in francese, non posso mica cantare in inglese e un mio piacere è di cantare in corso. Come dite la bene di a lingua corsa? È una lingua che si è da trasformare, che ha da diventare forse altre cose che ciò che non conosciamo ora, ma ci sarà sempre qualcosa. Non posso mica credere che la lingua sia d'amore, la lingua ha da continuare di una maniera o di un'altra, con il popolo che farà a Corsica di domani. Per me veramente la bene dipenderà di ciò che noi vedremo di questa lingua, di un popolo che farà la lingua, non è mica lo Stato francese, non è mica i politici che hanno portato certe soluzioni, di sicuro, ma è veramente ciò che noi vedremo noi e quelli che bene che hanno bene di questa lingua.